Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Buon pomeriggio dal Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo, buon pomeriggio in questa splendida giornata di sole, anticipo del girone B del campionato di eccellenza, riguarda Eclisse Careni Pievigina Cavarazzano Belluno. Signori miei, arriva l'attuale capolista che ha 11 punti in classifica, prova a fermarla l'Eclisse Careni Pievigina che di punti in classifica ne ha soltanto 4 per il momento. Mirko Villanova in studio con Fortunato Mattiazzo alla regia e oggi invece in cabina di comando con il sottoscritto troviamo anche Marco Mazzocco, un piacevole rientro di Marco Mazzocco, momentaneo diciamo, perché non voglio rubarti al tuo lavoro, visto che segui quest'anno appunto le vicissitudini del calcio conegliano nel campionato di Serie D. Ciao Marco. Ciao Mirko, bentornato, sono contento di essere qui con voi e buon campionato a tutti. Beh, ti ho pagato per dire che eri contento, altrimenti saresti già uscito fuori. So che hai un tuo giocatore, uno dei tuoi preferiti in campo, io l'ho già salutato, quindi non è un tuo scoop. E chi è? Lo lascio dire a te. Tal Gianluca D'Arrigo. Gianluca D'Arrigo, che tanta roba aveva lasciato e ha lasciato un ottimo ricordo qui all'Eclisse, è andato a giocare prima, aveva cercato di inquadrarsi e entrare nella rosa appunto, e c'era anche entrato nella rosa del San Donà, poi è ritornato sui suoi passi, non sappiamo per quale motivo, non ci interessa nemmeno, è andato alla corte di Omar Moschetta in quel di Vittorio Veneto, poi purtroppo Omar Moschetta ha abbandonato, è stato esonerato, al suo posto c'è Mauro Conte, ma D'Arrigo è rimasto appunto al Vittorio Veneto e a lui vanno i nostri migliori auguri per una buona stagione. E allora andiamo subito a vedere quali sono le formazioni, perché più o meno tra poco
Ho visto che sono già sulla pista di atletica leggera e allora le due formazioni sono queste, gli 11 scelti dai due tecnici, il Cavarzano con Perotto, Paludetto, Mosca, Carniato, Cason, Joshi, Brotto, Mizzane, Gasperin, Omoregge e Appocher, con il numero 12 Peterle, con il 13 Sommacal, con il 14 Quarzago, con il 15 Maset, con il 16 Solagna, con il 17 Renon, con il 18 Nuredinowski, con il 19 Fayet, con il 20 Cossalter, allenatore il signor Massimiliano Parteli. Per quanto riguarda l'Eclisse Careni Pivigina, il tecnico Massimo Balerma manda in campo questo 11, conferma falso tra i pali, un 2007 confermato dopo la partita di Mansuè domenica scorsa, poi Basso, Gasparini, Salamon, Segat, Del Savio, Faraon, Cotali, Ianco che ritorna nell'11 di partenza e De Zotti, nonché De Luca con il numero 11 sulle spalle. In panchina con il signor Malerba troviamo Spadetto, Bressan, Cazzaro, Telesi, Fogliano, Pavan, Nardi, Tonon e Ravagnan. Questo per quanto riguarda l'11 dell'Eclisse Careni Pivigina. Arbitrerà l'incontro il signor Matteo Sartore della sezione di Padova, coadiuvato dall'assistente numero 1 Manfredi Maria Tutto il Mondo della sezione di Padova e il signor Leonardo Agnolon della sezione sempre di Padova. Le due squadre fanno l'ingresso proprio in questo momento in campo in tenuta bianca è la maglia del centenario, diciamo così, quello per quanto riguarda la formazione di casa, mentre in maglia bicolore rossa, arancio-rossa e con calzoncini rossi il Cavarzano di Massimiliano Parteli. È un Cavarzano che ha iniziato alla grande il suo campionato perché ha collezionato fino a questo momento 11 punti in classifica, uno in più di Godigese, Porto Mansuè e Leo Oderzo, 2 in più rispetto a Piovese, Calcio Caerano e Dolo con 9 punti, Marosticense con 8, San Donà con 7, Borgo Valbelluna ed Arcella Padova con 6 punti, poi troviamo con 5 lo United Borgorico Campetra di Stefano Esposito, che è un po' la delusione per il momento di questo campionato, però lo diremo anche poi, è un campionato, ci sarà tra l'altro un minuto di raccoglimento di silenzio per quanto riguarda i 3 carabinieri purtroppo scomparsi in quel di Verona nei giorni scorsi. Vi dicevo la classifica 5 punti l'Uno United, ci fermiamo. Osservato il minuto di silenzio per questa incredibile morte di questi 3 carabinieri in provincia di Verona. E allora adesso passiamo alle cose più liete, quindi passiamo alle cose che riguardano la partita. 5 punti vi dicevo lo United Borgorico Campetra, 4 l'Eclisse Careni Pivigina, con 3 la Giulia ed il Vittorio Falmec San Martino Collumberto, e con 2 punti chiude la classifica il Giorgione 1911, che in settimana ha visto l'esonero, o meglio ha visto le dimissioni del tecnico Terry Cavazzana. Poi ci sono stati ancora da parte del presidente Biasin degli acquisti inseriti in rosa, quindi vedremo cosa succederà in quel di Castelfranco Veneto. Tra l'altro oggi a Castelfranco Veneto scende il Porto Mansuè nel secondo anticipo della giornata. In effetti Giorgione contro Porto Mansuè si gioca appunto in contemporanea a questa nostra partita, appunto, che va ad iniziare alle 15:30 minuti primi, con l'arbitro che va a portarsi il fischietto in bocca e darà inizio tra pochissimi secondi al match tra queste due
due formazioni, l'Eclisse formazione di casa ed il Cavarzano di Massimiliano Parteli. È una sfida tra la prima della classe, il Cavarzano, e una formazione, la formazione di casa, che ancora deve trovare il bandolo della matassa, e ci auguriamo che lo possa trovare al più presto. Marco, hai seguito qualcosa, non visivamente perché sei stato su altri campi, hai seguito qualcosa delle vicissitudini appunto dell'Eclisse Careni di queste prime giornate? Sì, ho seguito tramite gli schermi di streaming sport le partite che sono state trasmesse. È un'Eclisse che è stata sicuramente rivoluzionata, modulo nuovo, un tecnico nuovo. Diciamo che c'è ancora tempo per vedere all'opera i dettami del nuovo mister. Viene in avanti Basso che lancia per trovare un compagno libero, lo trova in Faraon che prova a manovrare, il tentativo di 1-2 in mezzo all'area non va a buon fine, anche se ci sono gli applausi di Janko che lancia appunto gli applausi al numero 8 Cotali. Ritorna in campo Janko, che domenica scorsa a Mansuè era partito dalla panchina, poi quando è entrato nervosissimo, e quindi una situazione un po' particolare, lo sappiamo e lo conosciamo molto bene, insomma, quando si arrabbia in quella maniera e quando si innervosisce in quella maniera, poi Janko è difficile anche da gestire. Poi fortunatamente è andato tutto bene per quanto riguarda la permanenza in campo. Attenzione allo sbaglio, ma è doppio lo sbaglio, perché anche Omoreghi, bisogna fare attenzione ad Omoreggi, anche Massimiliano Parteli ha fatto un notevole turnover, perché ha lasciato fuori Fayet, Cossalter, poi mi pare che nell'11 titolare ci possa anche essere Sommacal, Quarzago e Solagna, quindi ha fatto un discreto turnover, mandando in campo una delle formazioni comunque che in questo momento sta giocando veramente bene qui e non solo qui al comunale d'Agostin di Pieve di Soligo, dove li abbiamo già visti nella frazione e nella partita di Coppa Italia, tra l'altro positivamente conclusasi per il Cavarzano. Viene attaccato con un pressing alto abituale da parte degli attaccanti del Cavarzano, l'Eclisse Careni Pievigina, che non riesce a ripartire e prova allora il Cavarzano a mettersi in ordine, richiamato dalla panchina proprio anche da Massimiliano Parteli. Come vedi questi primi minuti di gioco, Marco? 2 minuti e mezzo in cui si è distinta di più l'Eclisse Careni Pievigina, con una buona circolazione di palla, però siamo sicuramente solo all'inizio della partita. È una circolazione di palla che dovrebbe, lo abbiamo ripetuto molte volte anche lo scorso anno, perché era un po' una caratteristica, insomma, di partire piano, di non accelerare. Poi quando invece con Moschetta gli schemi si fecero e si affinarono, la velocità invece c'era tutta. Qui ancora bisogna trovare un po' di velocità nei due reparti, con Cotali adesso che prova a manovrare la palla su Basso che cerca di andarsene, poi viene bloccato, e allora ancora il numero 11 De Luca, che ha preso il posto quest'oggi di Pavan. Diciamo, Pavan era partito titolare a Mansuè, ha rivoluzionato e ha cambiato qualche cosina anche per quanto riguarda Malerba. Ancora uno sbaglio e adesso c'è il fallo di Cotali. L'arbitro lo vede, va a richiamarlo. L'arbitro ha fischiato, altrimenti qui il numero 9 Gasperin sarebbe stato messo in movimento con un bel rasoterra. Bisogna stare attenti ai due davanti, a Gasparin, che è un centravanti, se vogliamo, anomalo, perché sa giocare lì in mezzo, ma sa giocare anche, poi sa svariare molto bene sulle fasce. Attenzione anche ad Apoker, perché la sua esperienza è un 2003, ma con parecchia esperienza da mettere in campo. E poi Omoreghi, e questa è un po' una novità insieme a Faglie, ne parlavo appunto proprio in Coppa con Massimiliano Parteli. Sono due giocatori che possono fare la differenza in qualsiasi momento, e lo hanno dimostrato in Coppa contro di noi. Attenzione, pronto il rinvio un po' così da parte di Falso, che è stato riconfermato in campo. Falso, lo ricordo, è un 2007, viene in avanti ancora la formazione di casa con una buona triangolazione trovata con Faraon che manovra, Faraon ancora per De Luca che converge verso il centro, è pronto per il tiro, palla che termina alta sopra la traversa abbondantemente, però insomma è al quarto minuto di
gioco. Sì, il primo tiro, tra l'altro la prima indicazione con De Luca, appunto, che è andato a trovarsi, a cercare di trovare la porta, non l'ha trovata, è volata alta la palla. Ancora un pallone lungo da parte del rinvio del portiere, il colpo di testa di Brotto che poi va a riprendersi la palla, si gira, cerca di girarsi, manovra un po' in difficoltà per 2 contro 1, poi la palla torna indietro su Basso, c'è Malerba che pilota proprio a vista la sua squadra, soprattutto la sua difesa in questo punto con Gasperin che viene e ritorna in centro ancora sul numero 5 Segat per Basso, manovra ancora errata per il numero 4 Salamon che non è riuscito di prima intenzione, poi rimedia, va dalla parte opposta per trovare Del Savio, attenzione a Salamon che sventaglia bene si propone in avanti Gasperin che torna indietro ancora su Cotali con la palla per De Zotti che provava ad imbucare, palla non riuscita e fallo ancora del numero 4 Salamon che ferma sul nascere la ripartenza del Cavarzano. Beh, non male, insomma, diciamo partita viva, Marco. Partita viva e soprattutto aperta a qualsiasi risultato, almeno sino a questo momento. Attenzione, un attacco del Cavarzano, fa buona guardia il numero 6 del Savio. E stavo dicendo che si fa preferire sicuramente l'Eclisse in questa prima 7 minuti di gioco. Bellissima la doppia triangolazione che ha portato al tiro di De Luca, però mira sicuramente da rivedere. Ancora palla che parte dal basso per quanto riguarda le maglie bianche della formazione di casa, con Salamon che va ancora su Segat che poi ritorna su Del Savio su Gasperini sulla fascia, cerca di andarsene, riesce bene il primo dribbling, poi è una buona verticalizzazione, una buona imbucata questa, poi arriva Basso a sostegno, Basso che mette dentro questo pallone, lo sfioro di testa Ianco, non poteva fare altro, ha cercato la spizzata per favorire De Zotti, però De Zotti era lontano e quindi non è andato. Attenzione ad Amoreghi che quando si mette in moto è pericolosissimo, e allora viene fermato sulla fascia destra del campo, si agita anche parte lì a suggerire qualche cosa a Ghiosci dalla parte opposta del campo, dalla parte opposta della tribuna. Eccolo che piglia palla, poi si va ancora da Cason con il numero 3 sulle spalle Mosca, ex bellunese, ex conegliano. Mosca è uno dei giocatori che gli allenatori non vorrebbero mai perdere perché è un giocatore che oltre all'esperienza può fare qualsiasi ruolo, l'intelligenza per fare qualsiasi ruolo e per pilotare questo Cavarzano che sicuramente ad inizio precampionato, ad inizio di torneo, dicevamo Porto Mansuè, Godigese, le solite note, no? San Donà, Borgoricco, e qualche volta dimenticavamo questo Cavarzano. Più di qualcuno ci ha sottolineato attenzione però al Cavarzano e in effetti hanno avuto ragione perché sono 11 punti in classifica del Cavarzano raggiunti veramente molto bene con delle prestazioni, io me le ricordo quando è venuto a giocare qui in Coppa, con delle prestazioni veramente incredibili e veramente belle, tra l'altro con dei giocatori interessanti come questo Fayet, come questo Omoreghi, vi dicevo, e soprattutto poi anche con il recupero totale perché l'altro anno Cossalter non l'ha avuto parte lì per tutto il campionato, quindi una grossa perdita. Attenzione lì in centro, c'è un po' di confusione, l'arbitro allora che è il signor Sartore della sezione di Padova decide di bloccare tutto e di dare palla alla formazione in bianco con Gasperini che viene servito e trovato da Faraon che ecco, anche Faraon è un po' al di sotto delle sue possibilità e dei suoi valori, perché lo ricordo lo scorso anno con il Conegliano, ad un certo punto Faraon perde palla proprio Faraon, attenzione, venire in avanti, poi perde palla anche il Cavarzano e allora la ripartenza fanno un po' di confusione De Zotti
e Basso che arriva adesso, viene a prendersi il pallone, attenzione, che aveva cercato l'imbucata su Janko, però doveva darla tutta sulla destra. Sta giocando bene l'Eclisse, quantomeno sta provando a stringere lì, a pressare alto e a dare qualche difficoltà appunto al Cavarzano, vero Marco? Sì, apprezzabilissimo il lavorio che stanno svolgendo Gasperini a sinistra e Basso qui a destra, e nel mezzo apprezzabile il lavoro svolto da Cotali, mentre Salamon deve un po' aumentare i giri del proprio motore. Deve aumentare i giri, come appunto dicevamo Faraon, perché lo ripeto, l'abbiamo seguito lo scorso anno con il Conegliano. Ad un certo punto del campionato, a metà campionato, Faraon era tra l'altro anche nella lista nostra dei premi di Streaming Sport, perché si era comportato alla grande. Poi la seconda parte invece del campionato ha avuto qualche problemino, non è più riuscito ad incidere per quanto riguardava appunto il gioco che voleva Andretta al Conegliano. Viene in avanti Omoreghi che si allunga la palla, la prende o non la prende? La prende, e mamma mia, attenzione a questo numero, il tentativo era pericolosissimo con Omoreghi sulla fascia. E chi è questo? Yoshi? Il centrale difensivo. Centrale difensivo, quindi o Caron oppure Carniato. Mi pare che era Joshi, appunto, mi pareva di riconoscerlo. Joshi all'11° minuto è andato a sfiorare il vantaggio, la formazione del Prima vera occasione della Cavarzano. partita, firmato Cavarzano. Sì, prima vera occasione, dobbiamo dirlo, bella tra l'altro, giocata. Sì. È come dicevo in precedenza, non devi lasciare spazio ad Omoregge, perché la velocità, e sulla velocità ti brucia. Mosca che prova ad imbucare. Dimmi? E si è visto. E si è visto. Ancora Mosca che poi lascia la palla, un po' di confusione anche da parte dei difensori del Cavarzano, mormora il pubblico di Fede Bellunese in tribuna. Eccolo Omoreghi che mette a terra con il petto, poi cerca di andarsene, ci riesce, viene bloccato, vediamo se l'arbitro concede il fallo. Rimangono tutti e due a terra, sia Omoreghi sia il suo diretto avversario, che mi pare sia Gasparini oppure Faraon. No, Faraon è in piedi. Gasparini anche, mi pare. Del Savio potrebbe essere. Si allontanano un po' tutti, rimane a terra soltanto un giocatore appunto dell'Eclisse, che adesso viene aiutato ad alzarsi da parte di De Zotti, ma c'è qualche difficoltà per il giocatore, perché rimane a terra un po' dolorante. Fortunatamente si rialza, adesso anche l'arbitro è andato a verificare la cosa, perché si sta perdendo un po' di tempo, e quindi ha voluto sincerarsi di quello che è successo appunto in quella zona del campo. Mi pare tutto a posto, sì, Del Savio che rientra un po' claudicante, però insomma stava meglio prima sicuramente. Beh, decisamente. E allora la punizione per il Cavarzano, groviglio di maglie bianche 3, 3, 6, 2, 8, e invece sono 3, 5, 6 quelle del Cavarzano. La prende il Cavarzano, poi il tentativo di colpo di tacco da parte di Carniato, che non riesce, addirittura si è guardato intorno e dice no, l'ho colpito io, ma dove è finita sta palla? È finita in fallo di fondo, quindi l'aveva persa. Era Ghiosci ancora? Ghiosci, sì. E allora 2 occasioni davanti, spinge Ghiosci, ex di turno. Dimostra comunque che in attacco ha qualcosa da affinare. Sì, non nasce come attaccante, no? Certo. Quindi glielo concediamo. Prova a manovrare Cotali adesso con De Luca, che torna indietro. Attenzione, ha messo in difficoltà Segat, Omoreghi che va a colpire di testa, palla anticipata ancora. Lo scontro è tra Ghiosci tra Ghiosci e Janko, è un bello scontro. Ho imparato quest'anno che questo tipo di presunti falli non vengono assolutissimamente fischiati, a beneficio del gioco, altrimenti sarebbe un continuo spezzettamento. Da ex arbitro lo dici questo? No, ho visto Conegliano qui. No, sì, che poi sarebbe anche giusto, per carità. A Porto Mansuè, anzi, scusate. Che poi sarebbe anche giusto, perché
eviti di spezzettare il gioco, fare un po' lasci di giocare un velocità. po' all'inglese, no? Un po' all'inglese in avanti, attenzione basso, anticipato dal buonissimo intervento in palleggio aereo, tra l'altro. Mamma mia, De Zotti ha rischiato di segnare uno dei gol più strani che avrebbe potuto segnare su deviazione, tiro e rinvio di un difensore, e lui che ci mette la gamba e quasi stava per colpire a freddo il Non oso portiere pensare se avesse Perotto. segnato cosa Non avrebbe oso detto pensare. Bartoli. Attenzione ancora, Falso che va a prendersi il pallone, lo fa girare subito su Gasperini, in mezzo ancora. Faraon cerca di andarsene, riesce ad andarsene. Faraon, ecco, il suo gioco è questo, è l'uno contro uno. Se riesce a fare e ad impostare il suo gioco, può anche essere devastante in certe occasioni, però deve trovare le motivazioni giuste e la convinzione di portare e di fare questo tipo di gioco. Ancora in avanti la formazione del Cavarzano con Omoregui che stoppa e si mette bene il pallone, fa girare, ancora vuole l'1-2, attenzione con Falso che va in uscita con i piedi lungo la fascia sulla parte destra del campo. Beh, qui la presa alta senza problemi perché Falso è decisamente uno dei fisici buoni e belli che abbiamo visto qui all'Eclisse. Per un portiere direi che è il massimo, insomma. Sì, era da tempo che non vedevamo un bel portiere alto qui a Pieve di Soligo. Viene in avanti ancora Ianco che lascia scorrere molto bene, De Zotti anche lui lascia per girare poi la palla verso il numero 4 Salamon che prova a sventagliare di prima intenzione, palla che termina a lato, nulla di fatto con Parteli che ancora prova a ordinare i suoi, perché poi bene nella fase di ripartenza qualche difficoltà ce l'ha il Cavarzano nel provare a contrastare gli avanti dell'Eclisse. Sì, Questa volta soprattutto quando il gioco viene verticalizzato, come nelle due occasioni che abbiamo visto. sì, hanno fatto un po' di confusione e adesso anche Faraon si perde nei meandri lì del tentativo di dribbling che non riuscito. Tutto dalla parte opposta, insegue De Zotti, ma in qualche maniera Mosca riesce a mettere davanti il pallone. Attenzione con questo pallone che viene deviato lungo da Falso. Ancora la difesa del Cavarzano, Mosca che controlla palla, poi bene senza problemi va a rallentare il gioco il numero 5 Cason che prova ad impostare, lo fa sul numero 6 Ghiosci che va tutto sulla fascia destra del campo con qualche problemino per arrivare da Omoreghi e forse un pochino troppo lenta il portatore di palla anche in questo caso del Cavarzano verso Omoreghi, poi Omoreghi commette fallo su Gasperini e quindi potrà ripartire la formazione di casa con una punizione a proprio favore. Tutti e due i tecnici fanno un gran parlare oggi. Sì, stanno guidando i rispettivi gruppi. Noto comunque che nell'Eclisse c'è un problema, ovvero che Ianco è sempre abbastanza da solo in avanti. Ianco è un po' lasciato al caso, lasciato lì, perché Ma magari lasciato al caso proprio no, diciamo che il gioco si sviluppa in modo tale che non venga adeguatamente supportato, ecco, mettiamola così, mettiamola così. mettiamola in politichese. Sì, mettiamola in politichese, per me è lì davanti e vabbè, non ha appoggi, non ha il giocatore su cui potersi appoggiare, perché lui lo conosciamo, insomma, qual è il gioco prediletto da parte, attenzione intanto, da parte di Basso, è un altro giocatore, Basso, che non è entrato totalmente ancora nel campionato quest'anno. L'altro anno aveva fatto faville, no? Perché correva, Sì, però mi spingeva. ricordo che l'anno scorso sottolineavamo il fatto che il buon Basso carburava un po' da metà del primo Su un tempo. diesel, sì. Sì. Però attenzione, Bianco che ancora va al pressing altissimo con la fascia di capitano, costringe il giocatore del Cavarzano a mettere palla in fallo laterale.
si è arrabbiato Malerba nel dare qualche indicazione ai suoi che non lo stanno ad ascoltare, secondo lui. Sta parlando con Del Savio, mi pare. Ma credo che si accorga delle difficoltà nella manovra dei propri giocatori, no? E soprattutto troppo lenti, perché hai già permesso al Cavarzano di piazzarsi in difesa. Adesso fa una cosa brutta a Paludetti, perché di colpo di testa è brutto e va in fallo laterale, permette quindi alla formazione di casa di manovrare ancora una volta. Non ci sono novità per quanto riguarda il Giorgione, quindi aspettiamo ancora le informazioni per Giorgione Porto Mansuè, che è l'altro anticipo che si gioca. Basso che scivola, poi commette anche fallo per 2 volte, l'arbitro lascia correre, la terza volta però no. La terza volta però no, questa volta che l'ha preso per il collo, in precedenza l'aveva preso per un braccio, per la vita. Il collo non è stato ammesso dall'arbitro e No, quindi ha detto oggi no. basta, 1-2, però al terzo colpo ti fermo. Buona affluenza di pubblico, sottolineo. Beh, è sabato, non c'è nulla, c'è un'altra partita, quella del Giorgione, e basta, e quindi diciamo che gli addetti ai lavori insomma potrebbero esserci e venire a vedere la partita. Prende una pallonata in faccia il giocatore del Cavarzano, ma guadagna il fallo e mi pare che a terra ci sia ancora una volta Faraon che si massaggia la coscia destra, poi riparte, no. Calma, c'è un uomo a terra, fischio io, dice l'arbitro, il signor Matteo Sartore della sezione di Padova. Racotali era. Sì. Sì. Indicazioni di Malerba anche a Ianco. Soprattutto. Fargli trovare la posizione ideale, giusta. Aia, sbagliato il tentativo di imbucata di prima del Cavarzano, che torna indietro con Cason che va dal suo portiere Perotto. Brando Perotto è un classe 2007, ci sono 2 2007 in porta, uno da una parte e uno dall'altra. C'è anche un 1990, Meno male, insomma, qualche vecchietto Mosca che non Stefano. molla. Mosca, vabbè. Una garanzia. Allora, in maglia verde fosforescente quasi il portiere del Cavarzano, in maglia azzurra con calzoncini blu il portiere falso della Eclisse Careni Pievigina. Difficoltà, poi nella mischia esce molto bene Salamon, bello anche il lancio, se ne va a prendersela Ianco questa palla, poi la perde, guadagna un fallo laterale e quindi può giocarla con le mani. Dimmi? Altro non poteva fare, era No, stato ha raddoppiato, ha fatto la cosa più migliore. bella, la cosa migliore che poteva fare, quindi torna indietro la formazione di casa, gioca in orizzontale su Segat e poi Del Savio ancora. Del Savio e ritorna palla a Segat. Buono il taglio con De Zotti che si fa anticipare, poi dalla parte opposta ancora con il numero 7 Brotto che viene messo a terra, ma l'arbitro è lì vicino, non c'è fallo e allora può continuare il gioco dell'Eclisse con Cotali che si ferma, poi riparte, anticipo netto di Mosca, poi subisce il fallo, Mosca ammonito. 24. Cotali è munito. Sì. Ammonito Cotali, sì, Cotali. Ammonito per questo fallo su Mosca, e Mosca c'ha qualcosa da dire al giocatore. Arriva anche il Capitan Ianco a cercare di tenere calmo Mosca e a cercare di tenere calmi gli animi. Si è arrabbiato parecchio Abbastanza Mosca. nervoso. Si è arrabbiato parecchio Mosca. E dall'alto dei suoi 35 anni. Ma è dall'alto anche della sua esperienza, Sì. Insomma non gli è piaciuto questo fallo che ha subito e quindi ok. Va alla battuta Cason di petto per il 7 che è Brotto, che poi gira per Omogen, niente da fare, palla che non arriva lì in mezzo. Ancora attenzione, Ianco che spinge,
È il solito fallo di Janko questo. Ma l'unica cosa che può fare è chiuso nella morsa di due difensori centrali. Cosa può fare quando gli altri ti anticipano? Tentare il Sì, fallo, però è un rischio, spostarlo, capisci? È eccetera. un rischio perché te lo possono vedere come una volontarietà di No, fallo. Beh, insomma, no. sei Poca andato, roba. sei andato a spingere. Spintarella, basta. Spintarella, vabbè. Ti sento più buono di quando eri arbitro, guardialine, insomma, ti sento più buono. Non si dice più guardaline, ma assistente. Io sono Uno vecchio o e due? dico guardialine, che mi piace perché proprio a Beh, guardare le linee sempre meglio è che la cosa più segnaline. bella, oppure segnaline, vabbè. Con le mani, Amoreghi cerca di girarsi, stoppa bene in mezzo a due, cerca di andarsene, non può passare, però tiene palla, poi la perde e allora la guadagna la formazione di casa che subito il rilancio immediato su Janko che non riesce a controllarla perché era girato male, un lancio che non poteva controllare nemmeno. Si ritorna indietro con Caro questo Mirko, pallone. 27 di gioco sino a questo momento, emozioni pochine, tanta vigoria fisica. Tanta vigoria, tanto pallone che gira da una zona all'altra, da una fascia all'altra, attenzione a Basso che cercava di servire di prima intenzione De Luca, non c'è riuscito, allora riparte il Cavarzano cercando Amoregge, attenzione, esce altissimo, ancora falso, viene a prendersi palla al limite dell'area e allora può farla giocare con Segat che cerca Cotali che viene a prendersi il pallone del Savio, Gasperini, ancora del Savio, in orizzontale per Segat e qui c'è Basso. Cotali che si inserisce bene, però poi il pallone toccato per De Zotti e prolungato per Janko non arriva a compimento, palla che rimane lì, può giocare ancora il Cavarzano, attenzione, 1 contro 1, guadagna palla il numero 10, il numero 11 a poker che prova a mettere in moto Sebastiano Gasperin, c'è il primo calcio d'angolo per la formazione del Cavarzano. A Pocher ha fatto un esterno bellissimo a vantaggio di Gasperini, poi rimontato, ma comunque il passaggio era splendido. È un buon giocatore a poker, ha dei buoni piedi. Calcio d'angolo per il Cavarzano, un groviglio di uomini in mezzo all'area, palla sul primo palo, toccato in qualche maniera, poi c'era anche Mosca che era sopraggiunto dalla parte del secondo palo e qualche timore. Eccolo lo stesso Mosca che va alla rimessa in gioco con le mani, farà una rimessa un pochino più lunga visto la posizione, prova a rimetterla dentro, palla lunga per Omoreghi che non la vede passare, l'aveva chiamata forse ma non la vede passare più, non la trova più e allora la chiamata invece è Falso, il portiere dell'Eclisse che fa sua la sfera e prova a farla viaggiare prima su Segat, poi su Cotali, poi ancora Basso che lavora con De Luca, che perde palla, attenzione a questa imbucata, molto bene, chiude Segat, in avanti ancora, mette giù a terra pallone, attenzione, bisogna non perderlo lì, il primo tiro, anche questo tiro del numero 7 mi pare, sì, che è andato al Brotto. tiro, Brotto al 29esimo, Brotto va a tiro e c'è la parata di Falso che si accartoccia a terra per prendere questa palla, bene la parata, bene anche il tiro, 30esimo alla mezz'ora, qualche cosina si comincia a vedere, Janko che viene bloccato ancora sistematicamente, Omoreghi che si mette in moto, Omoreghi che sceglie di andarsene da solo, taglia tutto il campo, guadagna un fallo e c'è l'ammonizione, espulso Sì. perché Cotali, doppia ammonizione d'espulsione per Cotali.
Ma se c'è fallo, e mi sembra che non ce ne siano dubbi, le due ammonizioni ci stanno. Sì, sì, è chiaro che fa un po' rabbia, no? Perché è il 30° del primo No, tempo, dici se tu... tutte ste cose, però hai detto bene, cioè se c'è fallo, signori miei, c'è fallo. Allora, Se sei finito sul taccuino in precedenza per un altro fallo, questo è, devi pagare lo scotto. ti invito Mirko a rivedere le immagini e poco prima, un 10 secondi prima, Cotali non interviene per non commettere fallo, quindi sa che un eventuale fallo fatto in una certa maniera, in una certa zona del campo, porterebbe la munizione. Posso Lo dire? fa forse nelle azioni più confusionarie. Sì, posso dirti Però- che preferisco non consultare le immagini, che ho avuto una settimana ricca di consultazioni di immagini e quindi preferisco rimanere al buio così. No, scherziamo No, naturalmente. ma si vede che Però lui non sì, sì, interviene no. per non commettere fallo. Quindi sì, ma è chiaro, E poi lo fa successivamente, involontariamente o meno, però l'arbitro decreta. cioè, d'altra parte, sei stato poco da ammonito, fare. devi fare attenzione. È chiaro che noi che siamo qui in tribuna siamo calmi, tranquilli, seduti, Sì, beviamo anche l'acqua minerale che ci portano, quindi tutto a posto. In campo è cosa diversa. 5 uomini in barriera, intanto più 2 a coprire da parte del Cavarzano, non passa la palla e fortunatamente per la difesa della formazione di casa si può respirare. Adesso attenzione però, perché la cosa si fa difficile in 10 contro 11. Ancora Ghiosci Bravo, che ci va Jürgen. duro su Jürgen che tenta Colpo gol. tenta il colpo gobbo, che se gli riesce al 32esimo minuto del primo tempo, tiro da metà campo. Segnalo fumo nero denso giù, se le immagini possono inquadrare, dall'altra parte. Speriamo non sia nulla di grave. Perché... C'è fumo nero denso su una... speriamo nulla di grave, insomma, vediamo. Allora viene in avanti ancora il Cavarzano, siamo da poco passata la mezz'ora di gioco qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo con Ghiosci che prova a manovrare ancora palla, sempre lui. Eh sì, non mi piace niente questo nero, no, che vediamo in fondo. Più nero della casacca dell'arbitro. Eh sì, più nero sì. Non è questo qua, è fuoco sicuro. Sì. Cason che fa viaggiare Motta che mette dentro il pallone, attenzione, ancora palla che viene gettata fuori, gettata via in questa maniera. Forse si poteva aspettare, Salamon poteva aspettare, perché adesso salire e bisogna salire, non fermarsi lì, secondo me siamo un po' troppo indietro. Prova a manovrare ancora la formazione del Cavarzano, che adesso in superiorità numerica naturalmente fa valere e vorrà far valere il suo valore e le sue possibilità di giocare con un uomo in più per tutta o quasi la partita. Insomma, c'è un secondo tempo da fare, ci sono questi 15 minuti qui nel primo tempo. Va a terra Ianco e allora adesso ripreso Ianco, che è il capitano, va a parlare anche lui. Poi, prima a muso duro Salamon aveva affrontato l'arbitro chiaramente dicendogli: immaginiamo cosa possa avergli detto. Perché Adesso non questo non lo ammonisci? butti fuori. Fuori no, ma vabbè, con l'adrenalina 2000 per- gli dici di tutto. Sicuramente. Quindi intanto si sta scaldando un uomo per la panchina della formazione. Chi è? Cazzaro. È Cazzaro. E là. È Cazzaro che potrebbe entrare in campo, quindi lì o decidi di toglierti o rinforzi la difesa, quindi Cazzaro è un difensore, quindi o rinforzi ulteriormente la difesa e tiri fuori un attaccante o chi per esso, però mi pare anche un po' troppo presto, insomma, Troppo sta prematura. scelta, sì, troppo prematura. Però attenzione, perché 11 contro 10 o 10 contro 11 come preferite, non è una bella cosa da concedere al Cavarzano capolista attuale. È un po' meno... In vantaggio di un uomo. È un po' meno grigio, dai. O era una grigliata finita male, o delle castagne anche in questo caso finite male, bruciate completamente. No, stiamo scherzando, speriamo che non sia niente di particolare. Palla altissima, non scende più, due uomini a contrastare Segatte, che in effetti subisce il fallo da parte del duo
Mosca e il numero 7 Brotto, che hanno commesso fallo sul giocatore dell'Eclisse in maglia bianca, quest'oggi la maglia del centenario, chiamiamola così. Che l'anno scorso Che ha la- portato fortuna in più circostanze. Sì? Sì. Stavo per dire il contrario, non so perché non me lo ricordo, oppure in un'occasione, quindi lasciamo Poi perdere. con tutte le partite vinte Che abbiamo che fatto. non abbiano vinto con una maglietta del centenario. Gasperini, Comunque 37esimo quasi, spiace dirlo, ma più Cavarzano che Eclisse. sì, Convinto. Più fumo che... più fumo che arrosto, laggiù si è bloccato tutto. Quindi Sembra fortunatamente rientrato l'allarme. le salsicce sono state tolte dalla griglia e quindi il fumo se n'è andato. Prova a manovrare ancora il Cavarzano, netto l'anticipo di Segat, molto bene. De Zotti prova a puntare, si afferma ancora l'1-2. De Zotti in posizione di tiro, trova il pallonetto ed è gol! Ed è gol di De Zotti, è un bellissimo gol, Splendido. 37esimo minuto di gioco, gol di De Ha segnato Zotti. per noi con il numero 10 Stefano De Zotti. Gol di De Zotti che con un pallonetto delizioso si è portato il pallone dal destro al sinistro, dal sinistro al destro, insomma ci ha giocato. Intanto, Stai zitto, coglione. intanto abbiamo qualche... Non ha funzionato Non il ha bip, funzionato. scusiamo. Sì, c'è qualche, stavamo segnalando Sì, e c'è- stavamo guardando un po' di confusione Tra le tra le due panchine. panchine Sì, e sì, quindi è stato accentuato l'intervento qui in cabina. Per chi non se ne fosse accorto, guardando, Non sono i guardando le non immagini, sono i telecronisti, abbiamo avuto. sottolineiamolo. Non sono i telecronisti. Signori, adesso fumata bianca giù, dal nero a bianco. Il gol di De Zotti è Gol di De un toccasana per Zotti tutti, stupendo. tranne che per il nostro speaker che ha violato le regole del vivere civile. Verrà Comunque anticipo grande di De De Zotti. Zotti nell'unica vera Occasione. iniziativa dell'Eclisse, mettendosi in proprio. Bel gol, bellissimo. Bellissimo perché anche come preparazione, insomma, si è Sì, trovato, sì, si è serpentina. trovato lì davanti, serpentina, palla a destra sul sinistro, sulla destro e poi ha scelto di questo pallonetto. Ha visto leggermente fuori, in effetti ha fatto bene, era leggermente alto Perotto e lo ha beffato con il pallonetto. In avanti ancora la formazione del Cavarzano che in superiorità numerica si trova inspiegabilmente, secondo me e secondo anche il suo allenatore Parteli, che se lo starà chiedendo e dicendo. Mosca che subisce fallo, però c'era il fuorigioco, quindi ha subito il fallo e deve essere anche zitto, non può protestare. Ritorna nelle retrovie, dare un'occhiata a Janko che è dalle sue parti. C'è il portiere falso che rallenta il gioco, si è arrabbiato un po' Malerba perché voleva forse velocizzare questo rinvio, poi Janko di testa spizza ma la palla non arriva e allora Segat che la butta e la spedisce in avanti, ancora contrastata. Di nuovo fumata nera laggiù in fondo, ci stiamo preoccupando un po' per questo fumo Sì, che vediamo al di là proprio, ma potrebbe essere una zona industriale quella, no? Qualcosa. Viene in avanti ancora la formazione del Cavarzano, la manovra con Omoregge che va per le terre ma non c'è assolutamente nulla, poi per le terre anche basso ma anche in questo caso nulla di fatto, poi il Bravo. tentativo di Del Savio che controlla la palla che se ne va sul fondo e la lascia lì tranquillamente. C'è bisogno di guadagnare un po' di fiato, se si può dire così. 40esimo minuto, c'è il Porto Mansuè in vantaggio a Castelfranco Veneto per 1-0 sul Giorgione. Sul Giorgione, vedendo anche quello che è il nostro sfondo, veramente nubi minacciosi, Sì, nubi minacciose sì. con le dimissioni barra esonero di Cavazzana.
Sì, che ho avuto modo di intervistare qui a Pieve. lo si sapeva che cosa era successo e che cosa sarebbe successo, insomma, con il club rosso stellato. Poi tra l'altro avete visto in settimana che c'è stato Franco Dalcin e un altro responsabile che dovevano appunto entrare in quel di Castelfranco Veneto, che sono invece andati a Trieste. Attenzione, questo pallone, c'è il fallo di Faraon che fa ammonito. No, l'11. Ammonito De Luca. l'11, è ammonito De Luca. Ammonito De Luca. Ma non ho capito perché. Probabilmente Proteste? per proteste, sì, Non perché civili? sì. Viene in avanti Ghiosci, supera la metà campo adesso il pallone, anche il Cavarzano è lento nell'impostazione Beh, ed è questo che forse non piace a Bartoli, non piace nemmeno a Mosca adesso, sì, perché sì. ha avuto, hai visto, un Di gesto di stizza. stizza, che probabilmente voleva il pallone da questa parte, ecco, del cambio, oppure una velocizzazione del gioco. Attenzione, bravi a mettere fuori questo pallone con De Zotti che viene spinto alle spalle, anzi no, c'era il fallo in precedenza, quindi blocca tutto, si ritorna indietro. L'arbitro, c'era il fuorigioco? Ma non è stato segnalato, Si è probabilmente fermato tutto. un fallo che non abbiamo visto. Boh. Falso ancora con la battuta ben oltre la metà campo, rinvio lungo, Ianco di petto che gira per Faraon, Faraon che prova a trovare il suo compagno di reparto davanti, non lo trova, perché trova invece il difensore del Cavarzano che mette palla in fallo laterale lungo, se ne va sotto il palasport di Pieve di Soligo. De Zotti che la tiene lì in mezzo a due, prova ad andarsene tra Ghiosci Bravo. e un altro giocatore del Cavarzano, guadagna una rimessa in gioco con le mani, molto bene. C'è il pallone che viene controllato, poi il rinvio lungo con Ianco che ha sfiorato con un calcione il suo diretto avversario. Dalla parte opposta c'è Falso che mette a terra il pallone, pronto al rinvio lungo verso Ianco, ancora spizzata di testa per favorire Faraon, non arriva, ci arriva Ianco ancora a riprendersi questa palla, poi aveva cercato di andare su Faraon e c'è il fallo ancora da parte della formazione di casa che fa bloccare il gioco. Omoreghe la passa alla metà campo e poi a Poker che viene in avanti, cerca di andarsene, si stanno ostinando sull'1 contro 1 i giocatori del Sì, Cavarzano e fanno male perché hanno perso quasi tutti gli scontri, no? sì, 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 Duelli vinti dai difensori, dai, sempre più dai o meno. difensori. Ed è una bella cosa, perché ci sono, come dicevamo prima, ci sono dei giocatori importanti lì davanti per il Cavarzano, quindi è una bella cosa che vinciamo gli scontri diretti tra difensore e attaccante. Mentre Umoreggi sembra tirare il fiato in questo momento perché ha corso veramente come un dannato. Mosca, colpo di testa, attenzione, con De Zotti che cambia lato, è costretto a tornare indietro. Segat per Basso che prova ad andarsene, era riuscito anche in un tunnel nei confronti di Omoreghe. Poi un minuto di recupero. un minuto di recupero per quanto riguarda il primo tempo. Viene in avanti ancora la formazione del Cavarzano, bloccata sul nascere dal reparto dei centrocampisti dell'Eclisse, e probabilmente sarà l'ultima azione che potrà condurre in avanti Mosca e il suo Cavarzano. Omoreghi che prova a manovrare, ci riesce con Apoker, poi ancora Mosca che si invola, palla che esce e probabilmente mandiamo tutti negli spogliatoi.
C'è qualcosa da dire, c'è ancora un po' di proteste anche sugli spalti. Palla che viene giocata adesso con le mani da parte della formazione di casa. Janko anticipato da Cason, poi Omoreghie. L'arbitro dice che può bastare così, quindi sull'1-0 in favore dell'Eclisse Careni Pivigina si va tutti negli spogliatoi per riposare. Chiaramente c'è Malerba che va verso l'arbitro, gli dice qualcosa, voleva Chiede sapere info. qualcosa, chiede Chiede informazioni? info. Sì, l'arbitro lo spedisce fuori. Mentre è Vabbè, tutto rientrato è tra tutto i rientrato, massaggiatori. vediamo, c'è qualche problemino tra le due panchine, abbiamo visto, insomma, un po' di tranquillità viene richiamata. Vabbè, 1-0 per quanto riguarda l'Eclisse Careni Pivigina sul Cavarzano Belluno. Te l'aspettavi così questo primo tempo, Marco? Nì. Ni, perfetto, e con questo ni noi ci risentiamo poi. P. Bene, linea alla regia. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Rieccoci collegati con il D'Agostin di Pieve di Soligo, con Mirko Villanova in cabina di regia insieme a Marco Mazzocco. Capitana, È spento, mi dicono che è spento
Il mio microfono in effetti era spento, molto bene. E allora grazie al nostro supervisore in regia Fortunato Mattiazzo, vi dicevo Mirko Villanova in cabina di regia con anche il collega Marco Mazzocco del Gazzettino. E allora tutto è pronto per dare il via al secondo tempo e ai secondi 45 minuti di gioco. Si guardano ancora male le due panchine? No, non c'è qualcosa, insomma, c'è stato qualcosa tra le due panchine. signora insomma, aveva la campana della pace, Ah, sembrava. eccola, sì, esatto, sì, stavo guardando la signora che è la massaggiatrice che è passata portando qualche cosa, il calumetto della pace e quindi ok, Visto il si fumo può nero che partire. abbiamo visto nel Non c'è primo più il tempo. fumo nero. No. Bene, allora si parte per il secondo tempo con le due formazioni che sono sull'1-0 per la compagine di casa, che in inferiorità numerica è in vantaggio a livello di gol e a livello di reti per 1-0 nei confronti del Cavarzano, un Cavarzano capolista che per il momento sta soccombendo qui al D'Agostin di Pieve di Soligo. E allora vediamo se cambia il modo di giocare il Cavarzano o se cambia insomma in qualche maniera anche il modo di approntarsi e di affrontare questo secondo tempo da parte della formazione di casa, che però non ha cambiato nulla. C'era un uomo che si stava scaldando prima per quanto riguardava la panchina dell'Eclisse, adesso ci sono due uomini che si stanno scaldando per quanto riguarda la panchina del Cavarzano. Prova a manovrare ed uscire dal proprio guscio. La compagine di casa non ci riesce, viene bloccata e allora parte dalla parte opposta Paludetto che lancia sulla fascia destra del campo, palla che non riesce ad essere giocata da parte di Carniato, che si fa sfilare il pallone e allora riprende con le mani la compagine di casa. Cosa ti aspetti da questo secondo tempo, Marco, visto l'inferiorità numerica che abbiamo segnalato in precedenza, che per il momento non si vede? No, non si vede assolutissimamente, merito dei giocatori naturalmente dell'Eclisse. Mi attendo che a rigor di logica il Cavarzano faccia la partita e l'Eclisse, che non venga schiacciata troppo, usufruisca delle praterie che inevitabilmente con il trascorrere dei minuti si presenteranno. Vedo un po' il Cavarzano un po' nervoso in alcuni personaggi, elementi. in alcuni elementi, e quindi questo potrebbe anche favorire, diciamo così, la formazione di casa che ha necessità estrema di muovere la classifica, ha necessità estrema di raccogliere punti, quindi per carità siamo alla quinta giornata, sesta giornata, non vuol dire nulla, però insomma è meglio raccoglierli adesso. Pallone che viene giocato, cross messo in area, saltano un po' tutti, Mosca dalla parte opposta la rimette dentro, attenzione alla girata, ma para molto bene Falso, che non ha avuto nessun problema su questo giro, su questo tiro in Troppo mezza debole. rovesciata di Cason, un parziale mezza rovesciata, insomma non ha centrato lo specchio della porta, o meglio l'ha centrata, però l'ha centrata in maniera lenta e facile da parare per quanto riguarda il portiere. Può manovrare Yoshi, che va tutto dalla parte opposta su Mosca, che mi pare di vedere un pochino meno spinto in avanti, sì. Non so se sia una scelta di parte lì di tenerlo fermo lì, stanno provando con questi lanci, bello, questo è molto bello, Sì. questo era veramente una bella azione, questa giocata con un'imbucata sulla fascia destra e un immediato cross in mezzo per il tentativo di deviazione non riuscito per fortuna per la difesa di casa. Fallo ancora di Salamon che costringe alla punizione Carniato, che sventaglia allora dalla parte opposta del campo, può manovrare con Mosca che lo vediamo fermo lì, diciamo sì, effettivamente o gli hanno chiesto di stare lì e di non spingere più del dovuto. Ancora Mosca, servito da Carniato, gli ritorna la palla, manovra ancora, viene in avanti la formazione del Cavarzano con palla cercata e buttata in avanti. De Zotti che cerca di andarsene in mezzo a tre uomini, viene bloccato chiaramente, e allora Carniato ancora che poi ritorna, stava per farsi
rubare la palla da De Zotti, poi ancora con palla su Mosca che viene cercato spessissimo adesso dai suoi compagni sulla fascia sinistra del campo. Ghiosci in avanti ancora, prova a manovrare per Paludetto, Moreghe viene messo a terra, c'è il fallo da parte di Segat, dice l'arbitro, allarga le braccia Segat, secondo lui non c'era nulla. Gasparini. Era Gasparini, era? Sì. Gasparini, sì. E comunque Bianco, sta girando maggiormente il pallone del Caverzano che cerca il pertugio giusto per infilare l'attenta sino a questo momento retroguardia locale. che è una delle cose più interessanti, insomma, da un paio d'anni, forse anche qualcosa di più per la retroguardia di casa, che è sempre su ottimi livelli, buoni livelli. Sì. Cason la mette dentro, Pur colpo- perdendo un Marcantonio che non ha bisogno perdendo di anche Mognon. Mognon. Suggerimenti di Malerba che dà i 3 minuti mi pare a un suo giocatore dalla panchina che lo vuole subito in campo tra un paio di minuti, quindi ci sarà il cambio per quanto riguarda la formazione di casa. Fallo contro. Fallo ammonito Segat, pare. no, Salamon. 3 ammoniti e un espulso e nessuno dall'altra parte. Allarga le Lì non l'ha braccia, fischiato, poi lui ha preso il pallone con le mani e quindi... il fallo c'era. Ma non so. No, non lo dico se Cioè, la- il se fallo la- di mano il fallo di sicuramente mano, quindi, se lo ha sì, valutato, certo. chiaro. Allora può Carniato provare a mettere dentro palla mentre c'è un pourparlers tra De Zotti Carniato, ancora palla che viene scodellata non in mezzo ma va ancora per linee orizzontali. Paludetto mette dentro questo pallone, attenzione il tentativo di rovesciata che aveva voluto provare Cason, non c'è riuscito, è stato bloccato e allora Paludetto subisce il fallo, no, può andarsene molto bene, apre le braccia, parte lì perché voleva il fallo e allora De Zotti in completo ribaltamento di campo dalla parte di Janko controlla, cerca di passare, non riesce, c'è il fallo. Fallo su Janko e ammonizione. Ammonito anche, no? Sì. Ammonito il 7 che è Brotto. Si sta incattivendo un po' la partita, si sta incattivendo. Lui ha ceduto il pallone Janko, Ma no, lì c'era tutto mezzo il fallo, pestone, mezzo Sì, calcetto. lì c'era tutto il fallo. Sì, ma vale anche per trattenere un po' gli animi in campo, per tenerli sotto controllo, no? Ma l'Erba che ha parlato e sta parlando ancora con l'assistente qui, Che non ne può niente, che visto non che ne può niente si perché trova non lo da so che questa cosa, parte. sì, non lo so che cosa, perché gli sta dicendo soltanto stia calmo, perché non so con cosa abbia e quindi non capisco per quale motivo D'altronde ci stava Malerba sente il parlando. momento perché si trova in vantaggio sotto di un uomo, soprattutto con 4 punti in classifica, che potrebbero diventare questa sera 7. Eccolo. Mamma mia, Sì. calcio d'angolo, è il primo calcio d'angolo per la formazione di casa, con Janko che è stato anticipato quasi davanti al portiere, insomma, dalla deviazione in calcio d'angolo da parte di un difensore della compagine del Cavarzano. Va alla battuta con tutta la calma immaginabile e possibile, giustamente. C'è anche un cambio che probabilmente viene effettuato dopo il calcio d'angolo da parte... Ghiosci? Uscirà? No, il 9 mi pare, Dovrà sì. tirarla su. Tirandola su diventa il 6? Sì. Allora questo colpo di testa ancora in uscita del Cavarzano, però conquista palla la formazione dell'Eclisse Careni Pivigina che poi si rifugia dalle parti di Falso, giustamente, adesso ha tutto il tempo, aspetta un attimo Falso,
perché questa Bravo. palla, questa spizzata di Janko per Faraon, che però non arriva ancora, il colpo di testa in avanti per trovare ancora Faraon, ma la palla questa volta termina tra le braccia di Perotto, che fa viaggiare i suoi con più velocità. Ghiosci per Paludetto che si invola sulla fascia, cerca un Moreghi che viene anticipato nettamente e benissimo da Del Savio. Palla che termina fuori, ancora c'è un fallo, Gasparini che guarda la panchina e allora esce il numero 9 Gasperini. No, sì, Sì, esce il numero 9 Gasperini, mi Gasperini. pare. Se vediamo se gira anche di qua. Sì, 9-20. Sostituzione per il Cavarzano Belluno, esce con il numero 9 Gasperin ed entra con il numero 20 Cossalter. Allora, entra al 9° minuto del secondo tempo il numero 20 Cossalter e Cossalter è uno dei giocatori che vi dicevo prima, ha la possibilità di girarla questa partita, di dare un po' il segno soprattutto della sua entrata sicuramente, che potrà essere interessante per la formazione di Parteli. Palla che termina fuori, allora con le mani il tentativo di recuperare palla anche da parte di Janko, che correva pari pari a Paludetto, che cercava di metterla in gioco il più presto possibile. Mosca dalla parte sinistra del campo ancora va giù per le terre, poi taglia il campo in orizzontale, poi una sventagliata lunga per Omoreghi. Adesso si comincia a sentire la mancanza di un giocatore in campo e la superiorità numerica della formazione del Cavarzano, che ci prova, chiaramente deve farlo, prova a mettere dentro tutte le forze con il capitano Carniato. Adesso Carniato che chiama nelle sue vicinanze, c'è il fallo di Salamon, deve stare attento anche Salamon perché era stato ammonito pochi istanti fa, quindi deve stare attento. Allora c'è Mosca sul pallone, Mosca, Cason, attenzione perché Mosca, se non ricordo male, c'ha un buon tiro. Pare proprio lui in carica. Penso di sì. Poi leggermente più avanti Carniato sulla sinistra, ma non mi pare interessato e incaricato. Penso che sia Mosca l'interessato ad andare al tiro. 4-3 uomini che ha chiesto falso in barriera, ci sono un paio di giocatori, 2 o 3 a nascondere la visuale del Cavarzano. Tira Mosca che colpisce la barriera, quindi nulla di fatto, e allora può rigettarla dentro il Cavarzano, che adesso sta spingendo più non posso per cercare chiaramente il pareggio. Adesso deve rallentare il gioco la formazione di casa, mentre Malerba è già pronto per il cambio da effettuare. Perderà altri secondi preziosi chiaramente, ma deve cercare appunto di rallentare il tutto. Buono il colpo di testa ancora di Janko che spizza per De Zotti non ci arriva e allora va in pressing alto sul portiere, su Perotto, che ha l'ausilio di un cappellino perché probabilmente il sole provoca e dà fastidio in quella posizione, in quell'area in questo momento. Ancora Cason per Ghiosci, lancio lungo di Ghiosci che sceglie di andare ancora sulla fascia destra del campo. È stato bravo Faraon a contenerlo, è stato bravo Faraon a contenere il numero 2 Paludetto, perché se ne stava andando in mezzo all'area, ma ha messo il corpo molto bene Faraon. Rinvio lunghissimo oltre la metà campo, ce ne sono solo 2 maglie bianche, sono quelle di De Zotti e di Janko, nessuno dei due conquista il pallone. Ancora in avanti, buttata la palla per il capitano che taglia il campo molto bene. Omoreghi che entra, fortunatamente forse la palla l'ha persa. È stata brava la difesa in questo caso dell'Eclisse Careni Pivigina, che è riuscito a contenere Omoreghi. Per carità, se l'è allungata anche lui la palla, perché non se l'è trovata molto bene. Omoreghi tra l'altro che deve rientrare al più presto perché non può prendere palla da lì, e va al tiro il numero 10 mi pare del Cavarzano al 13° minuto del secondo tempo. C'è il cambio. A tutti gli uomini da mettere dentro adesso, quindi doppio cambio per il Cavarzano, quindi entra anche il 19, anche Faie, altro pericolo questo.
7-14 sicuramente, Brotto, fuori Brotto che è ammonito tra l'altro. Sostituzione per il Vediamo, Cavarzano 7-14, sì. Belluno, esce con il numero 7 Brotto. Al 14° minuto Con il numero 14 Quarzago ad entrare, ex bellunese tra l'altro, ex belluno. Poi vediamo con il numero se gira la magnetta da questa parte, 8-19, quindi fuori Mizzane che è un po' 19 Faie. che si è visto poco, sì. E quindi il 19 Faie con questo cambio al 14° del secondo tempo. Quindi adesso Cavarzano a trazione anteriore. sì, adesso lo puoi dire forte perché è pericoloso, anche perché Cossalter, Faie e Omoreghe lì davanti bisogna contenerli adesso, bisogna certamente la mossa che aveva pensato prima, e vediamo se la farà adesso il tecnico Malerba, era quello di rinforzare la difesa, perché sapeva che più o meno insomma avrebbe messo dentro la batteria dei forti e la batteria dei davanti, e quindi potrebbe entrare Cazzaro sicuramente, che mi pare si stia allenando ancora lì vicino alla panchina, e potrebbe essere lui ad entrare in campo. C'era il fallo forse del numero 20 Cossalter, Alex Cossalter, che ha spinto da Tergo, anche se allarga le braccia, dice non ho fatto nulla, ma la spinta c'era tutta, e allora può ancora spingere in avanti la formazione del Cavarzano, che sta cercando naturalmente di produrre il massimo sforzo per trovare il pareggio, con Falso che adesso va al rinvio lungo, con la spizzata ancora di Ianco per De Zotti che non riesce a mettere la gamba. Attenzione ai falli da Tergo, perché l'arbitro era lì a 2 passi su un tentativo di mettere a terra Cason da parte di Ianco. Può andarsene dalla parte opposta del campo, sulla sinistra Mosca che fa tutto il campo, poi deve bloccarsi e deve tornare indietro per Carniato, la palla ancora manovrata, Carniato viene in avanti tutto sulla sinistra per trovare ancora il tentativo di buttare dentro nella mischia questo pallone, ancora un dribbling, 2 uomini su di lui, poi la palla si complicano la vita quelli del Cavarzano, palla che termina fuori in fallo laterale, quindi nulla di fatto per quanto riguarda la compagine ospite, che sta avendo qualche difficoltà, Marco. Sì, merito, come detto prima, dell'Eclisse, che ribatte innanzitutto colpo su colpo, poi riesce a mettersi sotto la linea della palla e a intasare gli spazi. Se non sei veloce sono dolori. Sì, allora due uomini si stanno cambiando, il numero 18 che è Nardi, che è pronto anche lui ad entrare in campo, e poi penso Cazzaro, insomma, per dare manforte alla difesa. Vediamo cosa sceglierà di fare Malerba. Bravo, Esce molto Basso. molto bene Bravo. Basso, poi va a trovarsi la strada per infilarsi sulla fascia destra del campo. Un tocco di un giocatore del Cavarzano gli mette palla in fallo laterale. Può giocare ancora la formazione di casa, manovrando questa palla molto bene con Salamon che entra questa palla, poi l'idea era Faraon, voleva servire forse Ianco, no? Sì. Gli è uscita la palla che è stata un'imbucata svirgolata in linea verticale, ma nulla di fatto. Palla in fallo laterale, va a bloccare Cossalter sulla fascia sinistra del campo. Ancora Cossalter si invola, viene dentro, viene bloccato. A sostegno ancora Cossalter, che forse se prendeva palla era forse in fuorigioco dalla parte opposta. Faie e Omorighe. Bravo Faraon che cerca di andarsene, non ci riesce. Che è cresciuto ancora con il trascorrere dei minuti, soprattutto in questa seconda frazione. Faraon. Sta dando un grosso contributo. Ma Faraon, come ti dicevo nel primo tempo, non è una sorpresa, dovrebbe essere una certezza, perché lo scorso anno, attenzione, si fanno innervosire, non bisogna cedere alle tentazioni, ed ecco Faraon che invece cede e si becca la munizione. Allora, andiamo con ordine.
falletto, ripeto, falletto di tal Omoregge Tennyson, classe 2001, ai danni di Faraon, che ha protestato energicamente nei confronti dell'arbitro, che ricordiamolo è il signor Matteo Sartore, che non ne voleva sapere, e alle reiterate proteste è scattata l'ammonizione. Questo è il sunto. E bisogna stare attenti. E bisogna stare È inutile, attenti se non perché te lo fischia, basta. sì, rischi di lasciare la squadra in 9 e sarebbe veramente una cosa non complicata di più. Infatti adesso vedi Malerba che predica attenzione e soprattutto silenzio. Smettiamola con le proteste. Mosca taglia dentro per trovare la coppia sortita di Faye e Omoreghi e palla fuori. Angolo. Secondo angolo per il Cavarzano Belluno. È il secondo calcio d'angolo, partita che è stata scevra di calcio d'angoli. A dimostrazione che Sì. per quanto concerne il Cavarzano ha spinto pochino. Mette dentro il pallone, attenzione al colpo di testa, bravo la difesa dell'Eclisse, poi c'è questo tiro che non lascia nulla a Poker, mi pare che si è spostato, era falso che è stato richiamato dall'arbitro. Accelerare la pratica rinvia. C'è un cambio. C'è un cambio per le formazioni, per la formazione di casa. Ianco di testa molto bene, svetta su tutti. C'è il fallo. Partita che si è innervosita. Bruttina in questo frangente. 10-14. Sostituzione per noi. Esce con il numero 10 Dezzotti. Esce Dezzotti ed entra il numero 14, Cazzaro mi pare, no? Sì. Insomma, capiamo quali sono gli intendimenti di Malerba, giusti, Entra tra l'altro. con il numero 14 Cazzaro. Giusti, peraltro, dicevo, perché insomma levi un centrocampista, levi un attaccante per rinforzare il reparto difensivo, visto quello che ti aspetterà in questi minuti finali. Insomma, sono 21 minuti giocati, quindi ne mancano altri 24 più eventuale recupero per quanto riguarda portare a casa questa partita. Faraon cresciuto, come diceva Marco Mazzocco nel secondo tempo, cresciuto sicuramente, ributta dentro la palla da destra a sinistra, nulla di fatto con Perotto, il portiere della formazione del Cavarzano, che ha cercato il rilancio lungo, non gli è uscito particolarmente bene. Sto vedendo la posizione di Cazzaro che ricopre lo stesso ruolo di Dov'è Cazzaro? Dezzotti, là davanti. Ah, là davanti. Sì. Ah, è vero. Doti Quindi offensive. ha portato un po' di altezza, Ma non puoi abolire questo fallo. in avanti la compagine di casa con Cazzaro, che è stato schierato, appunto lui è un difensore, però a questo punto e in questo momento sta giocando lì davanti, dando appoggio e dando manforte. Ancora Malerba a colloquio con il povero assistente di linea qui sotto. Che ricordiamo essere Manfredi Maria, tutto il mondo della sezione di Padova. No, era anche segnato. Era su tutto segnato, il campo. quindi sì, Manfredi sì. Maria tutto il mondo, e vabbè, quindi noi... Strano cognome, possiamo dirlo. Il fumo è sparito. No, questo è Salamon che sventaglia, aia, non la trova Che va più. di destro, che non Non è la sicuramente trova il suo più. piede. Non la trova più Gasperini il pallone. Palla che viene rilanciata in avanti. Però quello che mi sorprende in negativo del Cavarzano è che non riesce a sviluppare
le sue trame di gioco, il suo gioco e il suo volume di gioco che è sempre stato alto. Forse averlo sconvolto così nel primo tempo, avendo cambiato un po' la formazione tenendo fuori dei giocatori importanti, ha fatto sì che, attenzione, bene questo rinvio lungo, ancora si gioca con Cossalter che prende palla in al centrocampo, subisce il fallo, ammonito Segat. Ammonito Segat, un espulso e 4 ammoniti più nella compagine di casa, un ammonito Brotto nella compagine del Cavarzano. Mosca alla battuta va su Cason, bloccato sul nascere da Gasperini in azione difensiva molto bene. Stiamo vedendo un Gasperini sistemato, insomma, bene nel suo ruolo finalmente, quindi qualche offesa un po' così verso l'arbitro. Eccolo Cazzaro nel suo ruolo, commette fallo. Chi lotta è quello che deve fare. L'arbitro lascia correre, no, ha fischiato. Cazzaro che sta dando peso lì all'attacco e centimetri all'attacco dell'Eclisse. Si arrabbia anche Malerba perché vorrebbe il fallo, se la prende con l'arbitro. Ricordiamolo, essere nervosissimo Malerba, è nervosissimo. Nervosissimo. Ma sai, la tensione poi ti porta a vedere quello che non c'è. No, ma poi è una partita importantissima questa per la formazione di casa, quindi, e immagino anche per il tecnico, insomma. Palla indietro per il Cavarzano che è costretto ad andare indietro dalla parte del suo portiere. Adesso De Zotti che doveva a prendersi il pallone, presumo, o a parlare con chi? Ma non penso che vada... Sì. Dialogo in panchina con De Zotti, ambasciatore, che quindi ha attraversato il campo. Attenzione a questo pallone che viene giocato ancora su un fazzoletto di campo davanti alla panchina del Cavarzano, può ripartire e questo è atterrato il numero 10 Omoreghie che atterra, ammonito Omoreghie, ammonito. Deve usare i cartellini, perché la gara si è innervosita. Cambio. Sostituzione per il Cavarzano 11-18. Esce con il numero 11 Apocar ed entra con il numero 18 Nuredinowski. Attenzione anche a Nuredinowski che è un altro buon giocatore. C'è l'espulsione del collaboratore qui. Era quello che... no, non c'è espulsione, però c'è un po' di tensione alta tra le panchine. Non capisco che cosa ci sia, però c'è un po' di... Mentre parte li chiama testa, lavorare con la testa e non farsi innervosire, perché altrimenti la situazione è ancora più grave. Viene in avanti, buttata, adesso non si gioca più, ammonito. No, il 4 ammonito capitano, ammonito Carniato. Partita spezzettata e brutta, ricca di falli e brutta, decisamente brutta, perché stiamo vedendo solo dall'importante valore per l'una e per l'altra squadra. Dobbiamo tenere presente che l'Eclisse sta vincendo per 1-0 e sta vincendo in 10 contro 11, quindi dobbiamo tenere presente questo. Caratterialmente una sino ad ora signora partita da parte dell'Eclisse. Sì. Niente da dire, con il Cavarzano che non è riuscito ad imporre il suo gioco, non è riuscito a impostare. Tensione anche in tribuna. Interviene più Ovesana che energicamente fa valere il vocione. La battuta in area di rigore da parte della formazione di casa non riesce
a controllare di testa, prova a ripartire, ce la fa Moreghe che viene fermato sul nascere questa sua ripartenza, ancora con il tentativo di bloccare la palla. Adesso bisogna rallentare un pochino. Bravo. Adesso bisogna rallentare un pochino il gioco perché non abbiamo bisogno di forzare, insomma dobbiamo contenere e tenere lì il pallone, tenere il più lontano possibile il Cavarzano dalla nostra area di rigore. 30° minuto di gioco, la mezz'ora, ci sono 15 minuti per il Cavarzano per cercare di riparare alla sconfitta che si sta preannunciando e delineando appunto qui sul campo del D'Agostin di Pieve di Soligo. Un uomo a terra intanto, blocca tutto il signor Sartore di Padova, che probabilmente non si aspettava una partita così agitata e tosta in questa maniera. Si è un po' innervosita la partita all'altezza del secondo tempo, insomma, dopo alcuni minuti del secondo tempo. Un altro cambio intanto. Entra Bressan, dovrebbe entrare Bressan con anche il direttore sportivo Lorenzo Casagrande, che ha qualcosa da dire. Controllare questi minuti finali, sono 32 minuti, quindi sono 8. Mamma mia, in avanti ancora, viene bloccato Paludetto. Non ci siamo, proprio non ci siamo per il Cavarzano. Sì, non ci siamo. Il Cavarzano proprio male oggi, dobbiamo dirlo, non è mai stato in grado di prendere in mano la partita. 13 al termine della partita, i tempi regolamentari più un recupero perché sono tanti i cambi effettuati, quindi si giocherà sicuramente per altri 5-6 minuti, quindi attenzione a questa palla, con la palla che viene controllata e lasciata andare da parte di Falso, però invece c'è un tentativo e riuscito tra l'altro di deviazione. È il terzo calcio d'angolo per la compagine del Cavarzano. 3-2 i calcio d'angoli per il momento a favore del Cavarzano nel conto appunto della bandierina. Secondo me era il secondo, era il terzo, sì dai. Oh, mamma mia! Capolavoro Segat. Mamma mia! Che toglie veramente il pallone nelle disponibilità degli attaccanti. 33° del secondo tempo, un tentativo di colpo di testa deviato da chi? Da Segat. Da Segat. Segat con il piede mette in angolo ancora, ed è il quarto angolo per la formazione bellunese del Cavarzano. C'è l'arbitro che ha il suo bel da fare per tenere buoni e per tenere tranquilli lì un groviglio di uomini in mezzo all'area di rigore, con il Cavarzano che ci prova. Attenzione Cossalter che va sul fondo, poi ritorna indietro, cerca di mettere questa palla, buono il dribbling, attenzione, benissimo, aveva un tentativo, anche la parata. un tentativo di trovare forse il secondo palo, non riuscito, e quindi troppo centrale, e nessuna difficoltà per Falso che trova gli applausi dei propri compagni della propria linea difensiva. Attenzione a Janko, a me fa paurissima quando lo vedo partire in questa maniera Janko sull'uomo e sull'avversario. E questo Cazzaro, che cosa mi dite che è lì davanti a fare il centravanti, a dare una mano al nostro Janko in aiuto? Ha portato centimetri, eccolo là che sta lottando. Una bella scelta, insomma, una scelta coraggiosa da parte di Malerba. Sì, dovrebbe, credo in teoria, vista l'altezza, recuperare qualche pallone e far salire la squadra. Bellissimo comunque il suo pressing in questo momento, perché ha portato via il pallone. Eccolo Cazzaro, occhio. è fuori gioco, non dargliela. Peccato. È stato bravo a non dalla panchina dicono qualcosa a Janko perché effettivamente ha bloccato questa azione, perché era in fuorigioco, a lui palla non si poteva dare
e non c'era nessun altro su cui Cazzaro, forse dalla parte opposta. Bravo Cazzaro ancora a spingere e a trovare ancora la spinta per andare a riprendersi questo pallone in una zona pericolosissima del campo. Viene bene fuori la compagine di Casa, che dimostra di giocare in inferiorità numerica. Possiamo dire che sta giocando meglio in inferiorità numerica? Non si è vista l'inferiorità sino a questo momento. Non si è vista, proprio, è vero, e diciamo che appunto si è visto un brutto Cavarzano, nulla da dire. È un Cavarzano che, attenzione alla sventagliata, falso sulla riga della sua area di rigore, a protezione. Ci sarà un altro cambio da parte della formazione di Casa. L'arbitro fa bloccare tutto perché c'è un uomo a terra con i crampi, penso. De Luca. D'altronde hanno speso tanto i ragazzi. De Luca a terra, sì. Allora, De Luca a terra dalla parte opposta della tribuna. C'è il cambio qui sotto invece ad entrare. Vediamo se è lo stesso De Luca che viene portato fuori a braccia da Omorei o da... Vediamo. Simpatico questo quadretto. 11-18. Per noi esce con il numero 11 De Luca ed entra con il numero 18 Nardi. Allora, dentro Nardi al posto di De Luca. Anche in questo caso mi pare Marco non cambi nulla nella posizione, no? No. Quindi va a posizionarsi Forze lì. fresche. Sì, forze fresche, insomma, in grado di dare mano a Janko lì davanti, che ha lottato e sta lottando a colpi di testa e a colpi di spizzata. Mentre al 37esimo della ripresa ho notato che non c'è Cociu, nemmeno in panchina. Qui quanto nervosismo, ragazzi. Sì. Palla che viene gettata in mezzo, bene la difesa della formazione di Casa che blocca tutto sul nascere, e allora ancora Mosca per trovare un compagno, richiede la palla Mosca che la metterà dentro, vediamo, sì, però gli blocca tutto molto bene, palla che non si sa più dov'è, Mosca che spinge, guadagna un calcio d'angolo, è il quinto calcio d'angolo mi pare per quanto riguarda la formazione del Cavarzano, no? Sì, 5-2 se non 7 minuti più recupero alla fine della gara. E sarà tanto il recupero, sarà dai 5 ai 6 minuti sicuro. Tu dici? Dico sì. Attenzione questa palla, bene, lotta bene la difesa, si difende bene la difesa, attenzione Jürgen Janko che cerca di andarsene dalla parte opposta, non c'è nessuno, guadagna una rimessa in gioco con le mani che è tutto fiato non sprecato e quindi si riposa, si ritira il fiato come si suol dire, parte lì, sta protestando e sta... non vorrei essere lì vicino, insomma, perché è piuttosto arrabbiato. Attenzione Cazzaro che entra in area, è stato anticipato all'ultimo molto bene dalla difesa del Cavarzano e sono stati molto bravi in questo frangente, con Cazzaro che si stava involando verso la porta difesa da Perotto, tutto dalla parte opposta, ma sta difendendo veramente con grande grinta, con grande voglia, con grande spirito di sacrificio da parte della formazione di Casa. Veramente non sembra l'inferiorità numerica, non si sente, almeno non si vede per quanto riguarda questa gara che sta andando verso la conclusione con il vantaggio dell'Eclisse Carini Pivigina per 1-0 sul proprio campo qui al D'Agostin di Pieve di Soligo contro il quotatissimo Cavarzano, che era, perché se il Porto Mansuè vince e sta vincendo va a 13 punti, quindi il Cavarzano rimane sorpassato e viene sorpassato dalla formazione di Paolo Zoppas. Se non sappiamo ancora se è confermato o meno, attenzione questa palla che stava per creare qualche problema, poi la riconquista, c'è il fallo da parte del numero 13 Bressan mi pare, e quindi ci si blocca ancora, qualche protesta ancora con le braccia alzate da parte di Malerba qui in panchina. Ecco che rientra De Zotti che era sparito, era andato in panchina dalla parte opposta, poi ritorna con una borraccia e quindi il tentativo di tiro velleitario, ormai è un Cavarzano senza idee.
1-0 sempre. Bravi da questa parte. Bressan non riesce a passare per provare a trovare Janko dalla parte opposta, nulla di fatto, può ripartire ancora in contropiede. Bravo! E attenzione con questa palla guadagnata ancora dalla difesa della formazione di Adesso, casa che sta scusate, ma- lottando come dei leoni. Dimmi. Adesso Janko va servito sui piedi perché non puoi chiedergli al 40esimo della ripresa di andare a recuperare un altro pallone. Giusto, Mirko? Sì, sì, no, sono d'accordo. 40° minuto, quando decidono quanti minuti, poi ti lascio il microfono per Sì. continuare, per chiudere, io vado giù per le interviste da bordo campo. Prova a girare ancora il Cavarzano, mette dentro questa palla molto bella, altrettanto bene Bravo il colpo di Gasperini. testa con Janko che impensierisce il retroguardia del Cavarzano, poi il tiro, la deviazione e grande parata di Falso, grande parata di Falso, un tiro dai 30 salva metri, risultato. 35 metri. Con una deviazione. Occhio, occhio. Sesto e settimo. Sesto e settimo calcio d'angolo. Allora abbiamo il sesto calcio d'angolo, Settimo. settimo? Sì. Settimo Due calcio consecutivi. d'angolo per la formazione del Cavarzano che prova a spingere 7-2 i calcio d'angolo intanto, e allora c'è Paludetto che la mette dentro sul secondo palo, ma c'è l'anticipo netto, può giocarla ancora la formazione, deve provare ad uscire un attimo dall'area, però è facile da dirsi qui. Paludetto ancora, Paludetto che scivola, poi la palla la tocca con la mano, l'arbitro lascia andare, il colpo di testa di Faraon a metter fuori, allora ancora la palla dentro, butta finché sono fuori. ste palle. 10 contro 11 per Altro cambio. per una giocata veramente importante. Bloccherà ancora il gioco il DS Lorenzo Casagrande, pronto ad un ennesimo cambio per la formazione di casa. Palla che rimane dentro, è rimasta dentro questo pallone, poi in avanti ancora Cason che serve dalla parte destra del campo. Falso e sua, guadagna palla e guadagna con questa uscita. C'è un uomo a terra, c'è Janko a terra e anche Falso dalla parte opposta. Crampi, Allora crampi crampi. per Janko sicuramente, perché vediamo la Chi qui gamba ha alta. fischiato fallo. Poi Falso ha subito il fallo giù in fondo in mezzo all'area e quindi si procede al cambio. Viene fuori Vediamo un'altra questo partita. ultimo cambio e poi ci andiamo. Allora entra il numero 15 che è Telesi, uno dei nuovi della rosa di quest'anno, proveniente dal Vittorio. Vediamo chi uscirà. Sperano Janko. No, Ha non, dato no, tutto, però, non penso Janko, a meno che non sia lui stesso a chiedere il cambio, ma mi pare di no, perché ho visto l'indicazione per un giocatore dalla parte opposta, quindi vediamo. Saranno 7-8 minuti. Sì, sì. Vediamo che esce. Allora, 9-15, Janko. esce Janko. Allora Janko non ce la fa. Sostituzione per noi. 43esimo del secondo tempo. Janko. Ed esce entra il numero 15 Telesi, fascia di capitano che passa sul braccio di anche la stretta di mano. È basso? Sì. Anche la stretta di mano Janko, Che ha aspettato sino all'ultimo che ha l'arbitro. aspettato fino all'ultimo. Da vecchio volpone. Esce Falso dalla parte opposta. Entra con il numero 15 Telesi. Non è battuta, deve farla rimbalzare. Sì. Vediamo, intanto vogliamo vedere quanti minuti di recupero vengono concessi. Allora, Io dico 8. sì, Cosa facciamo? 8. vediamo quanti minuti nel secondo tempo vengono concessi di recupero dopo tutti i cambi che sono stati effettuati. Un rinvio lungo ancora del Cavarzano. 5. Pochi. 5 Pochi. minuti di recupero.
Lascio a te Marco. Sì. Grazie Mirko, 5 minuti alla fine dell'incontro, iniziato il recupero con il Cavarzano in avanti alla ricerca del pareggio e sarebbe anche meritato se non fosse... Andiamo al volo. Ribadiamo ancora il risultato, 1-0 per l'Eclisse Carini Pianivigina per il gol messo a segno nella prima frazione di gioco con uno splendido tiro di sinistro di De Zotti, uscito a metà della ripresa per fare spazio a forze fresche. Ci prova il Cavarzano in avanti, siamo sulla corsia di destra, poi commesso fallo da Gasperini sul numero 20 Cossalter. Alex le ha provate tutte, comunque parte lì alla ricerca del pareggio, mischie davanti all'estremo difensore falso che si è esibito in una splendida parata pochi istanti fa, deviando un pallone precedentemente deviato verso la propria porta. 8 i calci d'angolo sino a questo momento, il pallone nel mezzo, pallone troppo lungo, fa buona guardia a falso che lascia che il pallone si spenga sul fondo. 46 minuti e 40 secondi in questo momento, recupera il pallone un giocatore del Cavarzano che le prova tutte, ma si è trovata di fronte a un'Eclisse veramente rigenerata da un punto di vista temperamentale. Sotto di un uomo è riuscita a sbloccare il risultato e a difendere con ordine. Sì, qui netto il fallo, infatti non c'è nessuna protesta da parte dei giocatori dell'Eclisse. Si trattava di Telesi, da poco è entrato, va in pressing solitario Cazzaro, fa girare il pallone il Cavarzano, si opera sulla corsia di sinistra, pallone scaraventato nel mezzo a tentare da questa parte a trovare Cossalter che mette giù il pallone, viene affrontato da... si beve comunque tutta la difesa, poi mette nel mezzo, allontanano i centrali difensivi che sparaccano in avanti, il cliché non è cambiato e Eclisse che può operare in contropiede con Telesi e potrebbe guadagnarsi il fallo. Siamo davanti alla panchina e poi in qualche maniera fa carambolare il pallone addosso a un giocatore del Cavarzano per la rimessa con le mani. Chiede l'assistenza dell'assistente Malerba che voleva qualcosa di più, ma ormai qui si protesta in ogni dove e per ogni motivo. Anche il DS si mette in mostra con queste reiterate proteste. 1 minuto e mezzo alla fine, pallone per Cazzaro che non riesce a tenere in gioco il pallone, ne esce un piccolo parapiglia che l'arbitro ha sedato prontamente, fa girare il pallone il Cavarzano, tutto la formazione bellunese ad attaccare i 16 metri dell'Eclisse che si diffonde in questo momento con 10 effettivi, pallone scaraventato nel mezzo, Segat fa buona guardia, poi il pressing al limite dell'area, parte il tiro con l'ennesima deviazione in calcio d'angolo della difesa, è l'8º, veniamo corretti prontamente rispetto a prima, ennesima muschia furibonda davanti a falso, mentre il collega Villanova, colpo di testa a giro, una nuova deviazione, 9° calcio d'angolo. Cavarzano che le prova tutte, però non inquadra la porta. Cross ancora nel mezzo, saltano i pareggi e all'ultimo istante, a 12 secondi dalla fine, il pareggio con la capocciata vibrante, precisa e puntuale. Non vediamo il giocatore, si tratta del numero 19, Faye Mohammed Moussa, classe 2006,
che è saltato più di tutti, fa il segno del silenzio e l'arbitro giustamente lo ammonisce. Partita che è del Cavarzano Belluno, segnato con il 1-1. A pochi secondi dalla fine sfuma il traguardo dell'Eclisse, mentre l'arbitro in questo momento, su segnalazione dell'assistente numero 1, caccia la massaggiatrice che si esibisce un poco elegante e ancora reiterato applauso. Parte lì, ormai non sa più a che santo votarsi. Pareggio maturato proprio all'ultimo istante, proprio in questo momento l'arbitro, il signor Matteo Sartore della sezione di Padova, fischia la fine delle ostilità. Eclisse Carini Pievigina 1, Cavarzano Belluno 1. All'ultimo istante il pareggio, mentre Faye si distingue per aver più volte insultato i giocatori, prova il numero 10 Ormoregge a sedare gli animi, ma c'è poca voglia. Noi passiamo la linea al collega Mirko Millanova che raccoglierà le interviste. E allora siamo in attesa del mister del Cavarzano che dovrebbe arrivare adesso a momenti. Insomma c'è un po' di animi caldi, un po' surriscaldati, insomma questa partita un po' ha fatto agitare un po' tutti quanti. Comunque mi pare che vediamo se ciò parte lì a caldo mentre viene salutato anche dagli avversari. Mister, ti lascio respirare perché immagino, dico, sì, ho visto che sei rimasto tranquillo, anche perché forse noi siamo rimasti un po' sorpresi dal non gioco oggi sviluppato dalla tua squadra, cosa che non è normale. Cosa è successo? Ma io insomma direi che invece il primo tempo l'abbiamo fatto un buon primo tempo, dopo c'è stata l'espulsione che io più che il del gioco parlerei del nostro atteggiamento, che quando loro sono rimasti in 10 noi abbiamo pensato che la partita fosse facile, veniamo da un bel periodo, non abbiamo ancora perso e quindi secondo me è proprio lì l'errore, abbiamo pensato come atteggiamento, come caratterialmente che la partita fosse facile e siamo stati presuntuosi, io non mi nascondo, non mi è piaciuto quello, infatti abbiamo preso gol sull'unico tiro insomma, che abbiamo subito in tutta la partita, però dopo non abbiamo reagito come dovevamo reagire, quindi se devo dire una cosa più del gioco è proprio l'atteggiamento che ci è mancato il primo tempo. Il secondo tempo con il gioco abbiamo visto che non ce la facevamo entrare e abbiamo dovuto mettere palla davanti. È stata una tua scelta, mister, partire senza Cossalter, senza Faye? Sì, no, è una mia scelta perché comunque la società mi ha messo... No, ma insomma noi temevamo questa partita come tutte, ma io ho una rosa di 25 giocatori e la società mi ha messo a disposizione 25 giocatori, no, ma li faccio giocare perché meritano, quindi abbiamo anche un impegno mercoledì importante, per la prima volta ci giochiamo i quarti di Coppa nella storia del Cavarzano, quindi per me era una cosa normalissima ma che ho fatto sempre e farò nella mia carriera, insomma, quindi... Intanto i complimenti perché non avete mollato fino all'ultimo e questa entrata di Faye, ne parlavamo l'altra volta in Coppa, insomma potrà risolverti parecchie soluzioni. Ma Musta è un ragazzo serio che si allena, oggi come Cossalter ho deciso di dargli un turno di riposo, aveva sempre giocato, ha lavorato anche fino all'1:30, quindi è arrivato al campo dopo aver lavorato e ci sta, sono ragazzi, ripeto, io ho 25 giocatori che mi stanno dando tutto
e quindi voglio dare il giusto spazio, il giusto valore a tutta la rosa, ma la ritengo una cosa normalissima. Io ti lascio andare, e intanto abbiamo perso l'altro allenatore, ti ringrazio Faccio i complimenti ti a ringrazio. A Massimo perché C'è ha stato preparato... un po' di bagarre Ma non anche con tra me, noi, no, ho visto, non ma con io, te, sì. io ripeto, io oggi sono stato veramente tranquillo, ero molto sereno perché comunque conosco ormai il calcio, le partite sono così, quando resti in 10 non è detto che poi sia facile. E quindi faccio i complimenti a Massimo, alla sua squadra, perché hanno fatto una gran partita, poi il calcio è bello anche per questo, attacchi e fai gol all'ultimo secondo, mi spiace per loro e sono contento per la mia squadra. Benissimo, grazie, in Grazie a bocca al lei, lupo. ciao, grazie, Ciao, arrivederci. grazie a Massimiliano Parteli che ha concluso questa partita quest'oggi. Invece è sparito il tecnico di casa che non so, è stato sospinto negli spogliatoi, non so se ci fossero dei problemi o cosa, vediamo se riusciamo ad averlo ugualmente ai nostri microfoni, se altrimenti dobbiamo chiudere il collegamento. Vediamo se c'è qualcuno. Chi c'è? Chi è? Chi è? Chiediamo se può venire. Vediamo se riusciamo ad avere ai nostri microfoni appunto il tecnico per chiudere, il tecnico di casa per chiudere questa gara. Vedo transitare anche i dirigenti dell'Eclisse Carregni Pivigina dopo questa partita che ha fatto un po' innervosire un po' il pubblico, un po' tutti. È stato un finale piuttosto concitato, un finale che ha portato al pareggio di Faie dopo che la compagine di Massimiliano Malerba era riuscita a rimanere in vantaggio anche in inferiorità numerica, e questa è stata una cosa, come avete sentito anche dal tecnico ospite Parteli, che probabilmente i suoi giocatori avevano pensato che la partita in 11 contro 10 si sarebbe messa facile, invece non è così. Ecco che arriva anche il tecnico di casa Massimiliano Malerba, che era stato accompagnato all'interno per evitare un po' di nervosismo. Insomma, grazie per essere tornato fuori con noi. Grazie a voi. E allora ce l'avete fatta, ce l'avete fatta purtroppo a non portare a casa questi 3 punti, e ci accontentiamo di un punto, Massimo. No, non ce l'abbiamo fatta perché la partita era vinta e sotto di un uomo su un episodio, secondo me, che nel calcio succede tantissimo dopo 20 minuti, 25 minuti, essere in 10 contro una squadra comunque forte, preparata, organizzata, allenata bene. Non è facile in salute perché comunque venivano da risultati importanti e non subivano gol da tanto tempo, cioè hanno subito 2 gol fino ad oggi. Siamo andati in vantaggio sotto di un uomo, abbiamo tenuto bene, i miei ragazzi sono stati straordinari perché hanno messo veramente sì, il cuore. Io oggi veramente, se potessi regalargli qualcosa di importante a ognuno di loro, ma anche quelli che sono entrati a panchina, sono stati veramente È encomiabili. stata una bella partita. Intanto anche Parteli ti fa i complimenti, e fa i complimenti alla squadra, perché loro hanno detto sì, devo fare la colpa ai miei ragazzi che sono entrati nel secondo tempo convinti che in 10 contro 11 forse se l'avrebbero fatta tranquillamente a rimontare, ma purtroppo non è stato così, perché voi avete opposto tutto quello che potevate opporre. No, ma noi in campo abbiamo messo il massimo, ripeto, giocare in 10 contro 10, beh, non voglio fare polemica perché no, a caldo non voglio dire nulla perché vabbè. E contro tutte le decisioni del caso che ci sono state nella partita, ma chi l'ha vista penso che si sia accorto. I miei ragazzi sono stati straordinari, quindi hanno gettato il cuore veramente sul campo e quindi tanta roba per loro. Ci dispiace solo di non aver raccolto questi 2 punti in più che potevamo fare Però bene. insomma l'importante era muovere la classifica innanzitutto. No, ma l'importante era fare la prestazione. La prestazione a mio avviso è stata fatta, abbiamo giocato anche bene il primo tempo, ovviamente poi finché siamo stati in 10 avevamo il pallino del gioco, dopo, cioè finché eravamo in 11 avevamo avuto il pallino del gioco, in 10 è tutto più complicato, però dai, ci prendiamo questo punto, andiamo avanti, adesso ci aspettano 2 partite che secondo noi sono 2 finali, ma
Io guarda, sono sicuro che se non mettiamo questa volontà, questa grinta, questa tenacia, questo spirito di gruppo, questo gruppo alla fine raccoglierà cose importanti. Sono d'accordo con te, tutto quello che hai detto oggi si è visto e quindi bisogna continuare su questa strada. Massimiliano, Massimo, in bocca al lupo e buon lavoro. No, grazie a voi, scusatemi il ritardo, ma sono andato un po' dentro a sfogare. Benissimo, grazie a Malerba, il tecnico di casa, che noi ringraziamo. E allora andiamo a chiudere qui il nostro collegamento, linea diretta allo studio sul 1-1 tra Cavarzano e Eclisse Careni Pievigina. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.